Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in diretta, sono le 12 in punto, insieme a me Tony Esposito e Francesca Pezzo in regia, ci accompagneranno fino alle 13:30 per raccontarvi i fatti principali di queste ultime ore nel nord-est. Iniziamo con la cronaca, come sempre, con un'operazione della Questura di Padova che ha sequestrato una struttura ricettiva abusiva nella zona dell'Arcella e ha denunciato i due locatari. Si tratta di una coppia di cittadini cinesi. La scoperta è stata possibile dopo un intervento delle volanti intervenute per calmare una lite che era scoppiata tra una cittadina marocchina 19enne e una sua conoscente. La ragazza ha riferito di aver trovato ospitalità temporanea nell'appartamento dando una somma di 25 euro al giorno per il pernottamento senza alcun contratto né ricevuta. La 19enne ha inoltre detto che all'interno dello stesso immobile pernottavano 5 nordafricani, probabilmente tunisini. Nel locale c'era una donna cinese di 43 anni che ha confermato di aver ospitato più persone, confermando poi di aver chiesto loro di rilasciare l'appartamento. Nel corso delle operazioni, approfittando di un momento di confusione, il marito della donna si è allontanato facendo perdere temporaneamente le sue tracce. In questura poi gli agenti hanno accertato che la 19enne fosse priva di un valido titolo di soggiorno, non avendo provveduto al rinnovo né alla richiesta di alcun titolo per permanenza in Italia, pertanto è stata denunciata. Anche la locataria, come detto, è stata denunciata, come già avvenuto in passato per lo stesso reato, per aver dato alloggio a stranieri irregolari dietro pagamento e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché per violazioni in materia di pubblica sicurezza connesse all'esercizio abusivo di attività ricettiva. In un secondo momento si è presentato in questura il marito della donna, un connazionale di 53 anni con diversi precedenti e già destinatario di un ordine del questore di Padova nel mese di marzo 2024 di lasciare il territorio nazionale. Naturalmente non aveva ottemperato a tutto questo. Rapina con sequestro nella villa dell'imprenditore vicentino, ex senatore Alberto Filippi. Ad agire una banda di malviventi armati e incappucciati. Il racconto dell'imprenditore che dice: ho sentito il terrore addosso. Ho parcheggiato l'auto, sono sceso, ho sentito queste persone tutte vestite di scuro, con i cappucci passamontagna. Ho capito che non sarebbe stata una passeggiata e il terrore l'ho sentito vibrare nel corpo immediatamente, ma pensavo a mie figlie e mia moglie che erano in casa e che avevo appena sentito, alle quali avevo chiesto di staccare l'allarme perché stavo per arrivare a casa. A raccontare i momenti drammatici all'imprenditore vicentino, ex senatore Alberto Filippi, che ricostruisce quanto vissuto intorno alle 23, in cui un gruppo di malviventi, secondo le ricostruzioni, lo ha sorpreso in garage al rientro nella sua villa ad Arcugnano per poi minacciarlo e picchiarlo. All'inizio ho resistito perché volevo in qualche modo inviare un messaggio al telefono vocale a mia moglie o far partire una telefonata che così capisse. E non ci sono riuscito perché hanno iniziato a darmi pugni, infatti ho l'occhio nero, pugni nel collo, nella fronte, mi hanno sbattuto per terra, ho visto i cacciaviti che me li puntavano, però c'è stato uno che mi ha puntato, ha armato prima la pistola e poi me l'ha puntata in mezzo agli occhi. In quel momento sangue freddo, cercare di non perdere la testa. Subito ho detto che non volevo fare resistenza, mi hanno detto questa è una rapina, accento straniero. Li ho accompagnati fino alla porta, ho aperto la porta, me ne hanno destinato uno che aveva un cacciavite molto lungo che me l'ha puntato al fianco, mentre gli altri salivano e andavano di sopra dai miei familiari. Qui i malviventi lo hanno portato in un'altra stanza rispetto al resto della famiglia, bloccandolo con un cacciavite puntato alla schiena mentre rubavano oggetti di valore. Lì è stata un'ora interminabile
e dopodiché, finita quest'ora, mi hanno portato su, ho visto che la famiglia stava comunque bene, mi hanno detto di star fermo lì, che loro sarebbero stati lì fuori, invece ovviamente sono scappati, hanno avuto quel quarto d'ora di tempo, ci hanno distrutto, cioè, i risparmi di tutta la vita, che erano non pochi, stiamo parlando tra i 2,5 milioni e 3. Incidente mortale ieri sera a Spessa di Cividale lungo la strada regionale 356. Un uomo di 49 anni, Cristian Chiappo, originario di Premariacco, ha perso il controllo del suo scooter all'altezza dell'incrocio che conduce a Prepotto, cadendo rovinosamente a terra. Celeri i soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Rilievi da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli. La vittima era conosciuta nel territorio per la sua attività nel settore del movimento terra, svolta inizialmente nell'ambito familiare e successivamente improprio. La notizia della morte ha rapidamente raggiunto la comunità, suscitando cordoglio tra conoscenti e residenti dell'area del Cividalese. Dopo l'intensificazione dei controlli annunciata dall'amministrazione intorno alle 19:30 di venerdì, il blitz delle forze dell'ordine in via Palazzo. Siamo a Mestre, lo sconcerto dei commercianti e dei residenti della zona, irruento e fuori luogo, hanno detto, ribadendo che le tensioni della settimana sono state dovute alla clientela del bar, ora sottoposto ad ordinanza. Intanto, sempre venerdì sera, minacce e violenze in una barberia di via Piave. Momenti di panico in una barberia di via Piave dove un uomo ha fatto irruzione aggredendo un cliente tentando una rapina in pieno pomeriggio. La vittima, strangolata e derubata di 2 collane d'oro, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti intervenuti rapidamente hanno rintracciato l'aggressore e recuperato l'area furtiva. L'uomo è stato arrestato e portato in giudizio per direttissima, mentre il 35enne ferito è finito in ospedale. Intanto però continua la tensione in via Palazzo, sempre a Mestre, dopo l'annuncio dell'intensificazione dei controlli per gli episodi di movida violenta accaduti in settimana tra risse, schiamazzi, lanci di tavolini e sedie nel plateatico del bar La Moretta. Un importante dispiegamento di polizia è arrivato a controllare tutti i locali della zona in pieno orario di servizio. Con l'ordinanza urgente del sindaco, al bar in questione è stato però imposto l'obbligo di chiusura anticipata alle 21, ma sulla vetrina, insieme alla comunicazione delle forze dell'ordine, un grande cartello: chiuso per malattia. Uno spiegamento di forze armate e con unità cinofile, quindi con i cani che controllavano. Addirittura in pizzeria vedevo questi cani che andavano in giro in cerca di non si sa cosa, anche perché il bar incriminato era chiuso. E in tutto questo mi hanno detto dei clienti storici che sono stati richiesti i documenti a tutti, sono stati schedati, e a chi ha chiesto il motivo di questa azione di forza è stato detto: perché frequentate questa via. Chi ha ricevuto questa risposta mi ha detto: io in via Palazzo non ci vengo più. A scuotere le modalità dei controlli che hanno incusso timori tra i clienti dei locali. L'indomani commercianti e titolari dei bar si sono trovati per denunciare non tanto i controlli quanto le modalità di intervento. Possiamo giustificare la presenza della Digos, possiamo giustificare la presenza dell'antidroga e magari anche dell'ispettorato del lavoro, però controlli legati ai plateatici da parte della locale, all'etichettatura dei prodotti da parte dei NAS, alle temperature dei frighi, sono argomenti e ambiti che non c'entrano con l'ordine pubblico, quindi noi l'abbiamo vista un po' come un accanimento nei confronti dei bar in una giornata delicata e in un orario particolare come il venerdì, che per la ristorazione è fondamentale. Quindi purtroppo ci hanno fatto creare dei disservizi e sicuramente in parte anche un mancato incasso. È stata l'ennesima conferma che la via Palazzo in realtà viene presa forse sotto una luce non propriamente corretta. Purtroppo chi ci rimette sono i residenti, sono i locali, sono i commercianti, ma ne risente l'intera cittadinanza fondamentalmente. Purtroppo per una mela marcia ne debba risentire un'intera struttura valida, e questa cosa ci dispiace, ma ci innervosisce, ci appesantisce molto anche lavorare. Dispiace perché insomma ci si rende conto di quella che è la situazione. Noi abbiamo aperto da poco, però credo che, come fanno altri, insomma, stiamo portando del valore, stiamo riportando anche delle famiglie con i bambini oltre un certo orario, e quindi credo che dovremmo essere
valorizzati, riconosciuti come una ricchezza, insomma, e non essere attaccati in maniera un po', dal mio punto di vista, incomprensibile. I plateattici e anche le sedie un po' spostate non sono il problema, ma diciamo le frequentazioni di persone che fanno in continuazione rissa, che sporcano la via, la rovinano, e abbiamo sempre paura, perché comunque abbiamo anche l'esempio di Massa Carrara, anche noi, di parlare e di opporci a queste persone, e quando succedono queste cose le forze dell'ordine non ci sono. Quando ci sono famiglie e ragazzi che vogliono stare tranquilli e divertirsi, arrivano tutti a sprombatutto. Spaventoso incidente a Creazzo tra un'auto e una moto. Dopo lo scontro a perdere la vita sul colpo un ragazzo di 24 anni, finito a diversi metri dal punto dell'impatto. Una scena agghiacciante per chi ha assistito al sinistro. Un piccolo mazzo di fiori bianchi, rose e orchidee posato sul selciato di Viale dell'Industria a Creazzo, dove è finito il corpo esanime di Lorenzo Spoladore, un giovane di 24 anni, dopo aver urtato un'auto mentre viaggiava in sella ad una motocicletta. Uno scontro violentissimo lungo il rettilineo avvenuto alle 18 che è costato la vita al giovane di 24 anni di Montecchio Maggiore. Una scena spaventosa per chi si è trovato nei pressi dell'incidente. Ho alzato gli occhi perché ho sentito una botta incredibile e mentre alzavo gli occhi ho visto il corpo di questo ragazzo che rotolava nel cielo. Appena mi sono avvicinata ho capito che era già morto. È stata una scena che mi ha traumatizzato un po'. Sì, anche questa notte devo dire che mi sono addormentata con le lacrime perché pensavo a quel ragazzo mentre volava. Sul posto per i rilievi carabinieri, polizia locale, terre del Retrone che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Lorenzo viaggiava su una KTM Duke 790 in direzione della vicina rotatoria finché non è impattato frontalmente contro una Renault Clio. La moto non era sua, gli era stata prestata da un amico. Quel ragazzo secondo me non so cosa possa provare, ha il solo pensiero che gliel'ho data io la moto per farsi un giro. Infatti è stato il primo ad arrivare perché lui era dietro in macchina che lo stava seguendo e è arrivato sgommando perché ha capito che cosa è successo. Sconvolta dalla notizia la comunità di Montecchio Maggiore dove Lorenzo Spoladore risiedeva con la famiglia. Ma io conosco la famiglia del nonno e cosa ho pensato quando sono stato sindaco, eletto sindaco. La cosa che ho pensato, ve lo dico veramente, era questa: non avere mai a che fare con un lutto di un giovane che muore, che ci lascia così in maniera tragica. Lui era un ragazzo inserito anche nel sociale, con gli scout e quant'altro, quindi come sempre quei figure importanti, figure di riferimento vengono a mancare per un'inerzia, un qualcosa, uno sbaglio, per carità di qualcuno suo, non lo so, non voglio far colpe a nessuno, però questo è una cosa che non avrei voluto mai commentare. Ecco, io sono molto vicino alla famiglia, sono vicino al suo nonno, andrò a trovarli perché è giusto che sia così. Ecco, mi dispiace e ho il cuore in mano perché anch'io ho una figlia di 25 anni. E quella di venerdì è stata una notte folle a Treviso. Un 25enne già noto alle forze dell'ordine è andato a sbattere con l'auto del padre contro la fioriera di Piazza dei Signori. Era stato da poco allontanato dalla zona rossa e aveva appiccato un incendio a Villorba. Chiederemo i danni, dice il sindaco. Da Fratelli d'Italia si parla di una tragedia sfiorata. L'uomo è privo di patente di guida. Se non ci fosse stata la fioriera e ci fosse stata un gruppo di amici, ci fosse stata una coppia o qualsiasi persona, a quest'ora staremo piangendo il morto, staremo parlando di una strage che per fortuna non è avvenuta. Una traiettoria come impazzita nel salotto buono della città ha portato un 25enne kosovaro a sbattere contro la fioriera di Piazza dei Signori. Non un incidente come tanti, ma l'epilogo di una notte folle. Il giovane, che non ha mai conseguito la patente, stava guidando l'Audi A3 del padre, probabilmente lanciata a folle velocità lungo Calmaggiore. È l'1:30 di notte, in giro non c'è quasi nessuno, l'impatto è devastante, la fioriera viene completamente distrutta. Sul posto arrivano polizia e carabinieri, c'è chi racconta di aver visto il 25enne fare delle flessioni a terra dopo essere uscito dall'abitacolo. Si tratta di un soggetto noto alle cronache, non solo è stato allontanato recentemente dalla zona rossa, ma è lui che domenica scorsa a Villorba ha appiccato le fiamme nel ripostiglio di un'azienda, e questo per ripicca dopo essere stato licenziato. Lo stesso Alberto Ciamini, consigliere
consigliere comunale a Treviso è stato allertato da un passante. Gli interrogativi sono tanti. Questo soggetto è incredibile come non sia collocato in una struttura di recupero, nonostante sia già noto alle forze dell'ordine. Fatto inaccettabile, dice il sindaco Mario Conte, che se da un lato è pronto a chiedere i danni, dall'altro auspica che il 25enne venga messo in una struttura così da non costituire più un pericolo per la comunità. Il dibattito va oltre la cronaca. Noi chiaramente rimaniamo fedeli alla impostazione della legge Basaglia, però è oggettivo che bisogna cominciare a porsi come riuscire ad affrontare queste situazioni di queste persone che rischiano appunto di nuocere a se stesse e agli altri e che necessitano di una attenzione e una cura che non può essere semplicemente lasciata, come dire, agli strumenti che adesso sono a disposizione. Nel frattempo l'uomo è a piede libero, si procede per guida senza patente, negativo l'alcol test, l'Audi è stata posta sotto sequestro. Travolto da un SUV a Ponte di Piave, restiamo dunque nella Marca trevigiana, pensionato 68enne muore dopo giorni di agonia. La polizia locale indaga per omicidio stradale, si aggrava la posizione dell'automobilista. La situazione era sembrava inizialmente tranquilla, avevo visto l'incidente qui davanti e probabilmente al primo momento sembrava una situazione un po' che doveva così, classico intervento da pronto soccorso, ma niente di così gravoso. Francamente no, perché di solito sono successi ancora degli episodi di fronte qui al municipio, nell'attraversamento qui davanti, però si sono tutti risolti con piccole ferite, insomma, con lievi danni, insomma, ecco. Nessuno si aspettava un epilogo del genere a Ponte di Piave, dove Ettore Parisi, 68 anni, è morto dopo quasi una settimana di agonia. L'investimento venerdì 10 aprile all'imbocco di Piazza Garibaldi, travolto da un'auto che probabilmente stava svoltando dalla strada principale, la Postumia. I segni a terra raccontano la traiettoria di un impatto ancora da decifrare, i fiori legati al palo di un'assenza che pesa sull'intera comunità. Parisi viveva da tempo con la famiglia in via Chiesa a Negrisia. Non mi resta che purtroppo porgere le condoglianze da parte di tutta la cittadinanza di Ponte di Piave a sto signore che purtroppo ha avuto, e alla famiglia che ha avuto questa grande disgrazia. Con la morte di Parisi si aggrava la posizione dell'uomo alla guida del SUV, una Hyundai Tucson. Si tratta di un 42enne albanese, anche lui residente a Ponte di Piave. Indaga la polizia locale, la cautela è massima. Stiamo procedendo con testimonianze e con la videosorveglianza, però ripeto, non posso dire nient'altro. Dopo il ricovero al Cafoncello, Parisi è morto nella giornata di mercoledì. Le sue condizioni si erano aggravate giorno dopo giorno. Domenica la comunità di Ponte di Piave aveva pregato per lui durante la celebrazione delle comunioni. In chiesa il parroco ha dato anche una preghiera per questo signore perché sembrava appunto grave. Tanta gente ha partecipato ieri mattina a Montebelluna alle esequie di Paolo Gaio, 61 anni, morto nell'incidente in moto martedì scorso a Borgo Valbelluna. Un piccolo corteo di amici motociclisti ha scortato la bara fino al Duomo. Un corteo di amici ha scortato l'ultimo viaggio di Paolo Gaio, morto a 61 anni martedì scorso a Marziai, mentre in sella alla propria moto stava rientrando dal turno notturno nella fabbrica dove lavorava. Ad attenderlo nel Duomo di Montebelluna una piccola folla di amici e conoscenti, tutti con gli occhi lucidi per aver perso una persona unica nella sua bontà. Ad officiare la cerimonia Don Antonio Genovese, che ha ricordato come solo qualche mese fa nella stessa chiesa si erano tenuti i funerali della mamma di Paolo. Lo ricordiamo pochi mesi fa, che abbiamo salutato Tiziella, l'abbiamo accompagnata incontro al Signore. Lo ricordiamo con affetto, come una persona buona, umile, educata, dal cuore grande, con il sorriso sempre. E la sua gentilezza con tutti. Paolo, che non si era mai sposato e stava per arrivare alla pensione con tanti progetti da realizzare. La passione per la moto, mancava poco, caro Paolo, la tua pensione. La stavi aspettando
pensando e progettando che cosa poter fare. Poi Don Antonio ha ricordato l'estremo gesto d'amore. Si è fatto amare nella vita, nel lavoro, ed ora continua la sua vita nel dono che ha fatto di sé delle corna, di altri organi, perché altri possano continuare a vedere e a vivere. Toccante infine la lettera che i fratelli Mauro e Luca gli hanno dedicato. Caro Paolo, chi ci conosce sa quanto tu, Luca ed io fossimo legati. Siamo cresciuti fianco a fianco, come la famiglia che eravamo. Assieme abbiamo affrontato 1000 ostacoli, sostenendoci a vicenda, sempre, e li abbiamo sempre superati. Buon viaggio, amico e fratello. Come dicevi sempre, non piangere perché parto, ma sorridi quando ritorno. E un giorno ritornerai. Duemila persone hanno salutato l'arrivo a Venezia di una goletta della Sumut Flottiglia. Una manifestazione si è tenuta alle Zattere mentre, partendo dal canale della Giudecca, un corteo acqueo ha scortato la goletta fino alla bocca di porto di San Nicolò. Una delle imbarcazioni che partiranno verso la striscia di Gaza per la nuova missione della Global Sumut Flottiglia arriva al canale della Giudecca. A salutarla a Venezia ci sono almeno 2000 persone, la maggior parte lungo la fondamenta delle Zattere, altre a bordo di un corteo acqueo che la scorterà fino alla bocca di porto di San Nicolò verso il mare aperto. Una flottiglia partirà di nuovo alla volta di Gaza per rompere l'assedio, ma noi dobbiamo essere qui pronti e pronte ad organizzarci e ad essere l'equipaggio di terra. Infatti quando partirà la flottiglia continueremo a comunicare con delle persone di noi che sono partite e partiranno in questa missione. Non è ancora certa la data di partenza della prossima missione della flottiglia verso la striscia di Gaza, ma le Zattere sono tornate a riempirsi per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Manifestanti da tutto il Veneto sono arrivati a Venezia per ricordare ancora una volta che l'emergenza umanitaria è tutt'altro che finita. Quello che sta accadendo a Gaza in Cisgiordania e che è quello che continua da più di 70 anni non si è mai fermato, anche se è calata un po' l'attenzione mediatica, e soprattutto perché si tratta di un modello coloniale e di un modello guerrafondaio che sempre di più si sta diffondendo in altre parti del Medio Oriente e in altre parti del mondo. Che i prigionieri palestinesi sono nelle carceri israeliane in totale non rispetto del diritto internazionale, con torture fisiche, psicologiche inaudite. Le manifestazioni a Venezia proseguiranno anche alla Biennale. Non è solo l'apertura del padiglione russo ad essere oggetto di proteste e polemiche. Siamo qui oggi come Art Not Genocide Alliance, una campagna per protestare contro la presenza di Israele alla Biennale Arte. Siamo qui per salutare la flottiglia e per lanciare uno sciopero del settore culturale a Venezia e una manifestazione l'8 maggio, appuntamento alle 4:30 ai giardini della Biennale, e andremo verso l'Arsenale. Sconcerto in una scuola media di Mestre. Una docente supplente ha tagliato i capelli a 2 alunne durante una lezione davanti alla classe. Il gesto, avvenuto dopo una semplice domanda, ha lasciato le studentesse sotto shock e i compagni increduli. La scuola avvia un'indagine interna mentre le famiglie chiedono provvedimenti. Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre. La ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente, che decisa sia incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni. Una ragazzina, a difesa, si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof,
prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo e che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi. Spacca i finestrini delle auto e ruba all'interno delle vetture in sosta. Trentenne marocchino inseguito e arrestato dai carabinieri, è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Montebelluna. Ha spaccato i finestrini di 4 auto in sosta nella centrale via Manina a Montebelluna per rubare oggetti e qualche moneta custodite all'interno. La scorribanda notturna di un trentenne di origine marocchina senza fissa dimora è stata interrotta dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Montebelluna. Alla vista dei militari il trentenne è scappato a piedi e dopo un inseguimento di qualche centinaia di metri è stato raggiunto e bloccato. L'uomo è stato così arrestato in flagranza con le accuse di danneggiamento e furti. I militari hanno poi accertato che il trentenne era già gravato da un ordine di esecuzione pena di 1 anno e 8 mesi dopo essere stato condannato per i reati commessi a Pieve di Soligo 3 anni fa di falso e di immigrazione clandestina. È stato quindi rinchiuso nel carcere di Treviso. È il momento di fermarci per la prima pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, saluto Luca Cazziolati, presidente del gruppo, della categoria della cura del verde e giardinaggio di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Parliamo di un settore, quello proprio della cura del verde e del giardinaggio, che nella Marca Trevigiana rappresenta un settore leader con un primato anche a livello regionale. Sì, diciamo che magari a differenza di altri settori, il settore del giardinaggio traina, riesce ancora a confermarsi come lavoro in progressione. Le famiglie venete si dedicano molto al verde, all'aspetto, c'è la riqualifica dell'ambiente urbano e poi c'è anche il fatto legato all'ecologia che in questi anni risalta moltissimo, e quindi abbiamo sempre in mente questa parola biodiversità, ed è quello che un po' alla volta è entrata un po' in tutte le case, ma anche non solo nei privati ma anche nelle aziende, e quindi c'è tutto un susseguirsi di rimodernizzare, di ricostituire e dimostrare che sia la casa che l'ambiente in cui uno lavora è qualificato anche a livello di verde, e quindi fa piacere, oltre che esteticamente fa bene anche alla salute. Questo è il contesto. Ecco, è interessante che oltre ai privati che chiaramente tengono alla cura del proprio giardino con uno spazio, un piccolo polmone verde della propria abitazione, anche le aziende hanno questa attenzione sempre di più nel rendere confortevole l'ambiente di lavoro, anche organizzando proprio un'area verde. Certo, perché ormai è consolidato per studi, anche a livelli
diciamo, mondiali anche abbastanza importanti, che quando si sta bene all'esterno dell'azienda abbiamo un ambiente verde, cioè tutti gli addetti del settore in cui lavorano nell'azienda entrano, anche se poi o rinchiusi negli uffici o in settori a catena, diciamo, però c'è un ambiente nel quale i 5 minuti di pausa o l'entrata o l'uscita, cioè, fa bene, oltre che essere un biglietto da visita per l'azienda, certo, è anche un modo per dare, diciamo, un po' di benessere a coloro che partecipano, che lavorano. È consolidato questo che abbiamo visto, che gli spazi verdi servono a far star bene e a migliorare molte volte anche la qualità del servizio o del lavoro in base ai contesti dove uno più opera, più ha la possibilità di essere immerso al verde, anche semplicemente vedendolo anche da una finestra. E questo qua, cioè, piuttosto che vedere un palazzo all'esterno, vedere un po' di verde, fa una grandissima differenza. Questo è studiato. Anche proprio sul rendimento poi lavorativo, oltre che sul benessere fisico. Do qualche numero per rendere l'idea di quella che è il valore del settore. Le imprese nella Marca sono 404, l'87,8% del totale del settore, appunto Treviso, seconda provincia in Veneto, ma che sale al primo posto considerando gli addetti artigiani 570, ovvero il 60,3% del totale del settore. È un settore che ancora attira, attrae, c'è un cambio generazionale positivo? Sappiamo che come su tutti i settori il cambio generazionale è un po' in difficoltà, appunto per il cambio, diciamo, non c'è tutta... manca, insomma. Certo. Però bisogna dire che anche a livello è stato istituito ormai da 10 anni per poter accedere a operare nel verde, anche per avere una certa qualità, è stato istituito un corso che serve ad abilitare la professione, cioè si apre la partita IVA ma si viene abilitati a poterla esercitare. Quindi c'è un po' di scuola, un po' di cultura, perché siccome è un settore che sta trainando, per evitare anche, diciamo, l'ammassarsi di persone capaci o non capaci, è stato, diciamo, messo in piedi questo sistema, diciamo, per insegnare, per acculturare, fare in maniera che qualcuno impari qualcosa e poi riesce a procedere, diciamo, in un lavoro che un qualcosa è stato messo, cioè un po' di infarinatura c'è e quindi c'è domanda, sì, magari non per il cambio generazionale, però ci sono moltissime nuove aziende ogni anno. Siamo se non sbaglio, siamo su una percentuale di aumento dell'1,8 sì, annua, diciamo, base annua, al 14% negli ultimi 5 anni, quindi c'è un ricambio, se non generazionale, a livello delle aziende, ma di aziende nuove. C'è una vitalità del settore, c'è una concorrenza sleale, cioè c'è chi si improvvisa giardiniere senza avere le competenze giuste. Posso dire, siamo in Italia, siamo un paese creativo e questo qua non manca, ognuno si adatta. Vediamola in qualche maniera positiva, ecco. Sì, va bene. Diciamo che più che concorrenza sleale è diciamo, si perde un po' l'abilità, la professionalità nell'esercitare il mestiere. Quindi sarebbe bello che fosse valutato, diciamo, a scalini un lavoro che è stato realizzato da un improvvisato non fosse messo sempre assieme a quello realizzato da un professionista, che là, insomma, stiamo parlando di diversi milioni di euro, perché a livello abbiamo 317 milioni a livello del Veneto e ne abbiamo 45 milioni a livello di Treviso, quindi c'è una buona spesa. È ovvio che l'improvvisato ha lo suo spazio all'interno. È così, si fa in maniera concorrenza leale, dispiace di più per i lavori che non sono realizzati in maniera corretta. Certo. Tutto qua. Quindi, insomma, i cittadini investono, spendono per la cura del... Ricordiamo, ne parlavamo prima di andare in diretta, di come nel post-Covid, durante il Covid ancora di più chiaramente per le limitazioni, c'era stato un aumento proprio della spesa perché ci si dedicava alla casa, si dedicava alla cura del verde, perché poi era anche un'area di sfogo, un momento di sfogo dalla quotidianità.
C'è comunque sempre questo impegno nel curare il verde di casa, nell'investire nel verde di casa? Allora sì, diciamo che il Veneto medio ci tiene alla propria abitazione, alla propria casa, al proprio giardino come in tutti i settori. Diciamo che adesso siamo in un periodo nel quale che proprio rispecchia un pochettino il periodo Covid, c'è stata un'impennata abbastanza improvvisa e abbastanza consistente di costi di gestione per il fatto appunto carburanti e tutto quello che consegue. La stessa cosa era avvenuta nel Covid, un aumento appunto di tutti i materiali che non solo nell'attività del giardinaggio, che però hanno un susseguirsi di aumenti in tutte le varie cose. Quindi si sta ripetendo il discorso e il brutto per il cittadino è che deve tirare un po' la cinghia, poco da fare. Per l'azienda qual è la differenza? Che i costi improvvisi che ci sono non sono subito prontamente ammortizzati, perché adesso c'è un costo che sale all'improvviso, ma l'azienda riscuoterà il denaro mano a mano appunto per una fatturazione cadenzata e quindi si trovano un po' spiazzati e mancherebbe un po' di liquidità al momento perché si spende tanto subito ma piano piano si recupereranno le spese. Il privato cittadino è la stessa cosa, quindi un po' di cinghia la deve tirare, si deve adeguare, i costi ci sono e dobbiamo pensare a tirare avanti. Anche voi state risentendo quindi di questo aumento dei costi, per che cosa in si sente, guardi, è semplice perché se noi parliamo di attività nel settore del verde, a livello che diciamo c'è sempre un'evoluzione di attrezzature che si utilizzano con energia pulita, batteria, diciamo energia elettrica. Però sono in minima parte utilizzati nel lavoro, nella lavorazione del terreno, nella movimentazione di piante, sono tutti motori che vanno a idrocarburi, quindi il trasporto, mezzi. Qua c'è un aumento abbastanza, abbiamo visto alla pompa cosa significa. Questo qua poi cosa comporta? Che l'arrivo stesso di materiali, per esempio sappiamo problemi con concimi, problemi con materie prime che poi devono essere lavorate, mancano, cioè c'è meno trasporto e quando c'è meno trasporto aumenta la domanda e quindi si sa benissimo come funziona economicamente. Siamo in un periodo, come dicevo prima, a livello del Covid e quindi adesso qualcuno si tira sulle maniche, qualcuno tira la cinghia e quindi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per attutire sta cosa. E siamo qua, abbiamo fatto un po' di esperienza col Covid e speriamo che ci sia servita per ammortizzare anche se diciamo che c'è un bel contraccolpo in questo momento. Ecco, in che modo si riesce ad affrontare questo contraccolpo? Cioè dove si tira la cinghia? In che modo? Perché magari in famiglia si fa una cena in meno, si fa una vacanza in meno. Quello sicuramente. L'azienda come riesce a far quadrare insomma? Allora, semplice, come è stato fatto appunto come si diceva prima. Le posso fare un esempio. Se l'acquisto del materiale e la rivendita poi, esempio, una pianta la si acquista, la si porta e la si mette a dimora del cliente con un aumento dei costi del 30% circa. Va bene, questo è quando le cose vanno bene. In questo momento nel quale dobbiamo cercare di mantenere i clienti, dobbiamo cercare di mantenerci il lavoro, se la pianta ha avuto già un aumento di suo del 30-40%, non è che possiamo riposizionare o rivendere la pianta con la stessa percentuale di prima. La ditta deve fare in maniera che i costi di ricarico devono scendere un pochettino, perché sennò andremo a fare dei conti nei quali non si riesce a mantenere il lavoro. Molti al momento si fermerebbero. Allora qual è il discorso? Piuttosto che si fermi di tutto il lavoro, si guadagna, l'azienda incamera un po' di denaro in meno, però si porta avanti il lavoro. Abbiamo delle spese di gestione, tutte le aziende, e quelle devono essere portate a casa per fine mese. Quindi si guadagna di meno, ma si mantiene l'azienda operativa. Questo è il concetto. Al momento non ci sono casi di aziende che dicono non so se ce la farò. Sì, ci sono casi di aziende nei quali avendo anche un calo di lavoro le aziende stesse impiegano i loro addetti, il loro personale per fare una parte di manutenzione, quello è poco ma sicuro, perché si vede questa cosa, è poco da fare. Quando va tutto bene ci si affida al professionista, nel momento in cui mancano le disponibilità bisogna essere un pochettino autosufficienti. Questa è una cosa che è consacrata come sistema, quindi le aziende risparmiano come risparmia il privato.
Bisogna insomma far quadrare i conti in qualche modo, aspettando che la situazione si stabilizzi, perché anche l'insicurezza, l'incertezza sicuramente non aiuta a programmare il lavoro. È difficile pianificare, quindi nella prassi normale della cura del verde di un'azienda come in casa definisce alcune cose nel quale vanno fatte. Ipotesi, l'erba cresce e va rasata, la pianta, la siepe, cioè vegeta e va curata e rasata. Bene, le cose basi vanno fatte, magari cose di trasformazione o lavori un pochettino più pesanti si aspetta finché è il momento più propizio. Presidente, grazie davvero per averci raccontato di un settore che traina il comparto con la marca trevigiana che arresta leader in qualche modo in Veneto, chiaramente con tutte quelle dinamiche che abbiamo imparato a conoscere nei vari comparti legati proprio alle crisi internazionali. Ci auguriamo davvero tutti che la situazione possa stabilizzarsi e che si possa tornare ad una sorta di normalità. Grazie davvero a Luca Cazziorati, presidente del gruppo Verde Giardinaggio di Confartigianato Marca Trevigiana. Grazie e buona domenica, Presidente. Grazie davvero. Noi continuiamo in qualche modo a parlare di aumenti, perché il Veneto rischia di fermarsi. Il mondo dell'autotrasporto ha lanciato un opt-out senza precedenti al governo, attivando la procedura del fermo. Oltre 5.000 le ditte di trasporto in regione, la carenza di liquidità sta diventando una minaccia drammatica. Le ragioni del fermo che Confesato Trasporti, che ha aderito al coordinamento di Unatras, sono il silenzio assoluto del governo sul caro carburanti. Hanno emesso dei decreti che sono inutili, inutilizzabili e hanno solo danneggiato la categoria. L'attacco più che diretto è dirompente e segna forse il momento più teso nei rapporti tra associazioni imprenditoriali e governo, con le categorie dell'autotrasporto che iniziano ufficialmente il conto alla rovescia, o arrivano sostegni concreti o si blocca tutto, compreso il Veneto, dove il comparto conta oltre 5.000 ditte. Lunedì verrà depositato il fermo, che sarà intorno al 20 maggio seguendo l'autoregolamentazione, sperando che le aziende non si fermino prima per mancanza di liquidità. Una corsa contro il tempo con la guerra in Iran che ha innescato una spirale pericolosa, e certo non bastano i timidi spirali di pace di queste ore. Il tema è quello della liquidità immediata, dice la CGA di Mestre. Il vero nemico dell'autotrasporto non è soltanto il caro gasolio in sé, quanto lo sfasamento temporale tra pagamenti e incassi. Mentre il pieno di carburante va saldato immediatamente alla pompa o comunque entro scadenze settimanali o quindicinali, le fatture per i servizi resi vengono invece liquidate a 60, 90 o addirittura 120 giorni. Si devono quindi anticipare cifre enormi, e questo su bilanci vincolati. Paolo Marcon, presidente della Confartigianato Trasporti di Treviso, sta presto a fare i conti qui tra i camion della sua azienda a Ponte di Piave. Il carburante fa parte del 30% dei nostri costi, perciò con gli aumenti recenti del 25% vuol dire che sulle nostre tariffe siamo intorno all'8-9% di puro aumento. Troppo importante per sopportarlo direttamente con le nostre aziende. Aziende che quindi rischiano di finire presto in rosso. Solo nella Marca sono 1.500, 13.000 circa gli addetti, spina dorsale dell'intera filiera economica. 2 le mosse urgenti. La cosa immediata che ci serve da domani mattina è che ci ritornino i 200 euro ogni 1.000 litri di accise che avevamo già prima della crisi, che purtroppo ci sono state tolte con decreto del governo qualche settimana fa. Poi ci serve la liquidità per le nostre aziende, perché purtroppo con questi aumenti di costi siamo in difficoltà finanziaria. Potrebbe venire con la sospensione dei pagamenti, i contributi e quant'altro. Parlano di stanziamenti, ma sono tutte cose abbastanza volatili, al momento non abbiamo niente sul tavolo. Qui rischia di fermarsi l'Italia, qui rischia di fermarsi chiaramente anche la Marca Trevigiana. Su ruota gira l'84% delle merci non solo di Treviso ma a livello nazionale, perciò capiamo quanto importanti siamo. Non vogliamo pesare, ripeto, la nostra non è una ritorsione, non è cattiveria verso il consumatore finale, ma è questione di sopravvivenza. Fermare i camion vuol dire fermare l'economia nazionale. E cresce la protesta degli agenti e rappresentanti di commercio, sempre per il caro carburanti, una categoria che vive sulla mobilità e che oggi chiede al governo interventi concreti per far fronte all'aumento dei costi. Oltre 700 unità operative in provincia di Belluno, 27.000 in Veneto, più di 210.000 in Italia. Una pattuglia di agenti di commercio e agenti finanziari importante che muove un'economia e che in questo periodo si trova a un bivio.
Prendere o lasciare la professione di una vita condotta in strada, per ufficio o l'automobile, i cui costi a fronte del caro carburante sono diventati insostenibili. È una questione di sopravvivenza, un aumento del 50% dei costi energetici, del gasolio in questa fattispecie, incidono sulla redditività del singolo agente, che non può cambiare il suo contratto e che deve subire ovviamente scelte altrui. Con una lettera inviata al governo, i sindacati degli agenti di commercio unitariamente denunciano una situazione oramai strutturale. I continui aumenti di benzina e gasolio stanno incidendo in modo significativo sui costi del lavoro. È difficile perché insomma non è facile per chi fa 40, 50, 60 mila chilometri all'anno stabilire un parametro per cui star dentro nei costi. Negli ultimi mesi il governo è intervenuto con misure temporanee come la riduzione delle accise, giudicate positive ma insufficienti a compensare i rincari sul lungo periodo. Allo stesso tempo altri comparti hanno beneficiato di strumenti più incisivi, agevolazioni e credito d'imposta. La categoria finora esclusa da analoghi strumenti di sostegno oggi alza la voce. Abbiamo chiesto al governo ovviamente e anche al Presidente della Repubblica di intervenire al pari di altre categorie che operano sulla strada come noi, di intervenire con un credito d'imposta che possa agevolare questa difficoltà che spero sia temporanea. Il credito d'imposta altro non è che un beneficio sulla tassazione e la proposta perciò è chiara: introdurre un credito d'imposta di almeno il 20% sulle spese per il carburante, con procedure di accesso semplici e già sperimentate in altri settori. Secondo i promotori dell'iniziativa si tratta di una misura necessaria per ristabilire equità tra categorie economiche e garantire la sostenibilità di una professione fondamentale per il sistema distributivo del Paese. Se pensa che il 70% del PIL, prodotto interno lordo, è generato dal lavoro degli agenti di commercio, se si fermano loro al pari gli autotrasportatori, noi non mangiamo più. La GDO, la grande distribuzione organizzata, non riceve più gli ordini e quindi non riesce ad andare avanti, quindi c'è tutto un sistema ovviamente per cui chiediamo moltissima attenzione. La famiglia alla prova della contemporaneità. A Treviso un convegno per fare il punto sulla situazione e le nuove sfide delle famiglie tra denatalità e difficoltà economiche. Presente anche la ministra Eugenia Roccella. Denatalità, invecchiamento, perdita di potere d'acquisto e crescenti difficoltà economiche. Le famiglie sono messe a dura prova nel mondo d'oggi e allo stato di salute delle famiglie è stato dedicato il convegno organizzato dal Centro della Famiglia di Treviso alla presenza della ministra Eugenia Roccella. Naturalmente c'è molto da fare perché la famiglia è stata trascurata per decenni. Il nostro era il paese famoso per la mamma italiana, la famiglia italiana, ma in realtà non c'era stata nessuna politica per la famiglia. In realtà abbiamo cominciato noi e anche l'assegno unico, che però è stato ed è ancora in procedura di infrazione europea. Speriamo di riuscire a difenderlo e quindi poi ad aumentarlo. Abbiamo aumentato per adesso attraverso il bonus, quindi abbiamo aumentato anche attraverso il bonus nuovi nati, quindi i trasferimenti diretti alle famiglie, cioè i soldi in tasca alle famiglie, che erano quelli dell'assegno unico ma anche quelli del bonus. E vorrei sottolineare che tutte le misure che abbiamo preso sono misure strutturali. Ed in un clima di sempre maggiore difficoltà e di incertezza arrivano le richieste per sostenere le famiglie. Chiediamo che comunque anche i sostegni che arrivino siano sostegni strutturali, nel senso che non debbano intervenire appunto solo ed esclusivamente in questi momenti di difficoltà o per famiglie che hanno delle difficoltà, ma proprio siano di sostegno genericamente alla famiglia, proprio perché ha queste grandi capacità e risorse. La nostra società civile ha bisogno delle famiglie per potersi risollevare e quindi anche in questi momenti in cui si manifestano queste difficoltà è necessario cercare di sostenerle. Si è parlato anche dell'importanza strategica di avviare in Veneto nuovi centri per la famiglia. Quello che ci è stato chiesto anche da parte del Ministro è che queste strutture siano proprio legate a un terzo settore nella coprogrammazione e nella coprogettazione, sulla quale abbiamo lavorato con gli ambiti, perché ci siano dei servizi di famiglie che sono con altre famiglie, di giovani con altri giovani, degli anziani con altri anziani, ma dei luoghi dove si incontrino insieme e che non seguano quella parte proprio legata alla fragilità in particolare, di cui ci sono i consultori che danno delle altre risposte, ma proprio delle occasioni di socialità, di essere messi insieme e di lavorare anche come associazioni.
Celebrare il Made in Italy e alcune prime volte delle eccellenze venete è stato il focus del convegno dal titolo La prima volta non si scorda mai, organizzato a Conegliano dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Produzione Agroalimentare in Senato, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'intento è quello di raccontare 4 storie del Made in Italy che ci inorgogliscono e che danno lustro proprio al Made in Italy, ha spiegato De Carlo. Nel mondo è il terzo marchio più conosciuto e magari ci sono anche delle storie che la gente non racconta. Il primo Made in Italy è nato nel 1897 a Calalzo di Cadore, ha continuato De Carlo, ma poi ci sono il tiramisù, un orgoglio veneto, la pasta con il torchio che l'ha resa un cibo nazionale popolare. Il Made in Italy è un patrimonio senza colori, un patrimonio di tutti, di cose che sentiamo nostre, ha aggiunto il senatore, citando inoltre il patrimonio UNESCO. Nuovi scenari per la viabilità del nord-est tra holding autostradale e prolungamento della Valdastico fino a Trento Sud, ma mentre si progettano collegamenti strategici, la provincia di Belluno resta senza uno sblocco diretto. Si ridisegna la mappa delle infrastrutture nel nord-est dopo l'incontro al Vinitaly tra il ministro Matteo Salvini, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Sul tavolo la nascita di una holding autostradale e il prolungamento della Valdastico con sbocco a Trento Sud, ma dal bellunese arriva una voce critica. È una notizia quindi forse negativa per il territorio bellunese, perché rimane l'unico a questo punto ad essere un vicolo cieco del territorio veneto. Se ne parla da tanto, da tantissimo, del fatto che non hanno uno sbocco a nord, del fatto che non ci sia uno sbocco verso l'Europa, ma questo ancora oggi è diventato nuovamente un tema assolutamente da discutere, ma soprattutto da cercare di portare avanti, credo. Il nodo resta la marginalità del territorio, nonostante gli investimenti sulla ferrovia e gli interventi legati alle Olimpiadi, come le varianti alla statale Alemagna. La provincia di Belluno continua a non avere un collegamento autostradale diretto, una condizione che pesa sulla mobilità quotidiana di cittadini e imprese, ma anche sul turismo. Credo che anche la prossima consigliatura della provincia debba confrontarsi su questo tema e cercare di creare un confronto costruttivo e concreto con la regione per cercare di portare avanti delle azioni che possono nel tempo riuscire a portare a casa un risultato importante non soltanto per la parte alta della provincia, ma per tutto il territorio bellunese. Una criticità che si traduce in disagi concreti, tempi di percorrenza più lunghi, difficoltà nei collegamenti con le aree produttive e minore attrattività del territorio. Attraverso l'autostrada, attraverso le vie di comunicazione si può anche combattere lo spopolamento, perché sia le imprese, i servizi, ma anche la possibilità di essere pendolari con una capacità, come dire, possibilità più agevole può aiutare a combattere lo spopolamento. Il 25 aprile torna la tradizionale manifestazione di trail running e outdoor che attira migliaia di appassionati. Stiamo parlando della Due Rocche Asolo Prosecco Trail, 6 i percorsi disponibili da 6, 12, 15, 22 e 42 chilometri. Un filo di sentieri tra vigneti e rocche, pronto ad accogliere migliaia di passi. Si alza il sipario sulla 54esima edizione della Due Rocche, da quest'anno ribattezzata Due Rocche Asolo Prosecco Trail. L'appuntamento è fissato a venerdì 25 aprile, quando da Via della Pace a Cornuda prenderà il via una delle manifestazioni outdoor più longeve del Veneto. Un evento capace di coniugare sport e territorio, attraversando i colli asolani e collegando idealmente la rocca di Cornuda a quella di Asolo. 6 percorsi in programma, dai 6 km non competitivi fino alla distanza regina di 42 km con 1800 metri di dislivello. Accanto alle proposte intermedie anche la 15 km con partenza da Asolo e la 22 km già sold out. Come novità quest'anno abbiamo innanzitutto il percorso 42 km che è la Marathon, che pensiamo sia un percorso che si adatta perfettamente alle nostre colline. E un'altra importantissima novità di quest'anno è la partnership che abbiamo con il consorzio Asolo Montello, con il presidente Noal, che ha creduto in noi per valorizzare il territorio, il connubio tra territorio e sport, con l'enogastronomia e l'enoturismo. L'evento segna anche una nuova fase grazie alla collaborazione con il Consorzio Vini Asolo Montello, con l'obiettivo di valorizzare un territorio vocato all'enoturismo e alla produzione di eccellenze, come l'Asolo Prosecco Superiore di OCG. Noi abbiamo sposato in maniera molto convinta l'iniziativa della Due Rocche Asolo Prosecco Trail, proprio perché è un evento sportivo sì, ma non solo sportivo. È un evento di comunità
come mi piace chiamarlo, un evento di festa, di presenza nel territorio e quindi di conoscenza da parte di molte famiglie che arrivano qua anche per competere, ma per conoscere le bellezze del nostro territorio. Ricordo che il nostro consorzio tutela 3 denominazioni: l'Asolo Prosecco Superiore di OCG, il Montello DOC di OCG e il Montello Asolo DOC. Insomma, ce n'è per tutti. E adesso lo sport, il calcio con il Venezia che ieri vince contro il Bari e ormai è davvero ad un passo dalla Serie A. I tifosi ci credono sempre di più e ieri proprio i tifosi hanno atteso la squadra di rientro per festeggiare insieme a loro e ringraziarli. Ci racconta il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno e buona domenica, Lorenzo. Buongiorno Francesca, buona domenica a te e ai nostri telespettatori. Sì, a Venezia sale la febbre da Serie A, ecco, possiamo dire così. Il successo, come giustamente ricordavi, di ieri pomeriggio, scusate, a Bari per 3-0, un successo rotondo, importante. La squadra peraltro non vinceva in trasferta da circa 2 mesi, ha mantenuto per tutto il campionato comunque un ruolino di marcia davvero straordinario. Questa vittoria per 3-0 ha aperto le porte verso la Serie A. Mancano ancora 3 partite, il Venezia è primo in classifica a 4,75 punti, ci sono Monza e Frosinone staccati di 3 punti che non mollano perché entrambe hanno vinto, se il ruolino di marcia, se il cammino del Venezia continuerà ad essere tale, già sabato il Venezia potrebbe festeggiare la Serie A in casa con il penso alle 15. Non è certa la cosa perché i rossoneri dovrebbero vincere e sperare anche in un passo falso di Monza o Frosinone. Monza che gioca venerdì. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti sia con Monza che con Frosinone il Venezia è avvantaggiato dagli scontri diretti, quindi è in una posizione superiore. In Serie A vanno le prime 2, quindi già ieri, dopo questo grande successo, i tifosi hanno aspettato la squadra che era di ritorno con un charter e poi con il pullman fino alla sede del Tagliercio per festeggiare e ringraziare i giocatori, e sabato certamente ci sarà una coreografia fantastica. Penso, non è detto, ripeto, che sia domenica la giornata della promozione ufficiale, poi ci sono ancora 2 partite con lo Spezia fuori casa e con il Palermo, ma tutto lascia presagire che in una di queste domeniche ci sarà una grande festa. È un grande sogno, Lorenzo, atteso dai tifosi, ma atteso da tutta la città, inutile dirlo, questo ritorno in Serie A per restare nella storia. Certo, è una società, il Venezia, che come ricordiamo era già stata poi in serie, era reduce quest'anno da una retrocessione dopo aver disputato un campionato in Serie A. Quest'anno sembra, anche in prospettiva futura, perché per la prossima stagione, che le basi siano più solide. C'è una proprietà americana che ha dimostrato di sapere investire tantissimo sulla squadra, cioè i 2 grandi artefici di questa promozione. Uno, poi te lo ricorderai benissimo anche tu, ex giocatore rossonero, il mister Giovanni Stroppa, che è un po' uno specialista delle promozioni tra la Serie B e la Serie A. Infatti è venuto a Venezia dopo aver condotto in Serie A la Cremonese, quindi un vincente per la cadetteria. C'è poi il grandissimo, straordinario lavoro di Filippo Antonelli, general manager, che ha veramente costruito una squadra che, al di là di quello che sarà poi l'aspetto sportivo, tutti gli esperti di mercato dicono che vale oggi almeno, come patrimonio di giocatori, almeno 100 milioni di euro per il valore dei giocatori. Pensiamo a Issa Doumbia, che è di proprietà del Venezia, giocatore straordinario, ma pensiamo anche a Filippo Stankovic e a tutti, davvero tutti, Adorante, una squadra davvero che ha dimostrato di avere una marcia in più per la Serie B. Ora, può succedere di tutto perché il campionato, come detto, è molto equilibrato, soprattutto le prime 4 squadre, oltre a Venezia, Frosinone e Monza, aggiungo anche il Palermo, condotto da un altro ex rossonero, Pippo Inzaghi. Sono 4 squadre che stanno avendo una
un ruolino di marcia, un andamento del campionato davvero straordinario rispetto agli scorse stagioni di Serie B. Il Venezia già oggi avrebbe superato abbondantemente la quota di Serie A che era fissata gli scorsi anni, quindi davvero un campionato molto avvincente e equilibrato per le posizioni di testa. Ricordiamo che poi non c'è solo la promozione diretta, ci sono anche i playoff che ovviamente a questo punto della stagione il Venezia spera di evitare, perché spera di raggiungere la promozione diretta. Sarebbe poi straordinario per la città poter anche vincere il campionato, quindi non arrivare solo tra le prime due di testa e quindi avere il pass per la Serie A, ma avere la soddisfazione di aver vinto il campionato. Monza e Frosinone sono due grandissimi avversari staccati di soli 3 punti. Ci sono questi 3 punti, ci sono gli scontri diretti, quindi fare bilanci e fare programmi è davvero presto, ma in città si sta già preparando la festa. Ecco, i tifosi sperano di vedere tra qualche settimana le imbarcazioni dei giocatori areni che attraversino il Canal Grande, come era avvenuto 3 anni fa quando la squadra raggiunse la Serie A con Paolo Vanoni. Insomma, non resta che attendere ai tifosi e alla città di Venezia per poter festeggiare questo ritorno in Serie A. Grazie davvero a Lorenzo Maier, buon lavoro Lorenzo e buona domenica. Grazie a voi. Grazie davvero e potrebbe arrivare poi questa sera alle 18 al Palaverde di Villorba, un Palaverde da tutto esaurito, anche l'ennesimo scudetto per la pallavolo femminile per l'Imoco Volley nella gara appunto alle 18 contro Numia Vero Volley Milano, tifosi che aspettano ancora di sognare, un sogno davvero lunghissimo per le ragazze dell'Imoco. Eccola qui nella pagina di Treviso Today, la grande attesa per questa partita e noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, mattinata speciale nel cuore di Treviso con l'Osteria La Gigia che ha accolto i ragazzi della cooperativa Fattibillimo di Mogliano. Per tutti una mozzarella e una cedrata, con loro il coro Stella Alpina. Che bella figlia morilla mi fa, la casa del mio bene. Prima volta che vengo qua a mangiare la mozzarella in carrozza. Mi è piaciuta, mi sono divertita, ho mangiato e bevuto. Buona. È stata buona la mozzarella in carrozza, sto bene con i miei amici di Fattibillimo, sono stupendi. Sono riusciti nel loro intento i titolari della Gigia, l'osteria simbolo di Treviso, regalare un momento di gioia alle ragazze e ai ragazzi di Fattibillimo, cooperativa di Mogliano diventata con il tempo un presidio fondamentale per la comunità e tante famiglie. A tutti la famosa cedrata e la celeberrima mozzarella in carrozza, qui l'inclusione ha tutto un altro sapore. Spirito di solidarietà sicuramente, e per rendere partecipi un po' tutte le persone che quotidianamente non hanno la possibilità di partecipare magari a certi eventi o di entrare in città liberamente, nel senso stanno sempre con queste strutture, quindi a volte è anche bello dare la possibilità a loro di partecipare a queste realtà un po' diverse dalla loro quotidianità. Una mozzarella per tutti. Sì, assolutamente, non si nega a nessuno la mozza e cedro. Portare i nostri ragazzi in mezzo alle persone e fare un'attività sociale normalissima per tutti è una cosa meravigliosa. In più avere la mozzarella in carrozza squisita è veramente bello, molto. A dare un ulteriore tocco di trevigianità il coro Stella Alpina per una mattinata fatta di piccoli gesti ma indimenticabili. È stato veramente una bella emozione, cantare a Treviso per noi è tanta roba, quando ci sono queste occasioni per questi ragazzi veniamo volentieri, il coro ci posto pienamente, siamo contenti. Arriva un avviso dalla
dal Ministero della Salute stanno circolando false mail che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, non si tratta di comunicazioni ufficiali. L'alert è pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Le mail fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera sanitaria o all'alloggiamento dei propri dati nel fascicolo sanitario elettronico. Il link rimanda ad un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, inclusi i dati bancari. La tessera sanitaria e il fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti sempre per tutti i dati, I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, avverte il Ministero, come la rivendita delle informazioni, la clonazione e documenti o altre attività fraudolente. Il Ministero della Salute non invia mail per richiedere l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, afferma il Dicastero, consigliando di non cliccare sui link contenuti nelle mail sospette, non fornire dati personali o sensibili, cancellare immediatamente il messaggio. Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente a siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti. Dunque purtroppo continuano i sistemi di truffa che viaggiano sulla rete. Sappiamo come ormai i truffatori si siano anche specializzati in questo modo, rendendo sempre più sofisticate le modalità di truffe online, dove è facilmente possibile rientrare, cadere nella truffa, nel senso che si usano anche proprio delle mail istituzionali, si usano dei loghi istituzionali, spesso anche con numeri di telefono che possono sembrare compatibili con quelli degli organi istituzionali, ma purtroppo poi si cade nella truffa. Non solo vengono carpiti i propri dati personali, ma anche si rischia di vedere svuotato il proprio conto corrente, con poi chiaramente tutto quello che ne consegue, ed è difficile poi anche risalire al truffatore da parte delle forze dell'ordine, perché viaggiano nel grande mondo dell'online, e quindi è davvero molto complicato risalire e eventualmente tornare in possesso di quanto perso. Noi siamo ormai quasi in chiusura. Chiedo dalla regia se è possibile lanciare il nostro ultimo servizio, che ancora un attimo. Intanto io ve lo anticipo, nel senso che nell'ultima parte di questa edizione del telegiornale arriviamo alla rubrica percorsi, che questa settimana vede protagonista un sacerdote molto conosciuto sia per la sua conoscenza cinematografica, ma soprattutto per aver sviluppato percorsi di giustizia riparativa. Padre Guido Bertagna, gesuita torinese, è riuscito a far incontrare vittime e carnefici come per il sequestro e l'uccisione da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro. Nell'esperienza, che è diventata anche un libro, Padre Bertagna è riuscito a far incontrare in un percorso di riconciliazione la figlia dello statista Agnese Moro e l'ex brigatista Adriana Faranda. Vi lascio a questa intervista realizzata dal nostro Lucio Zanato, poi a seguire ci saranno la sigla, le previsioni del tempo e poi la rubrica Igor e Davide e poi la replica di Agricoltura di sera. Grazie ancora per averci seguito e ascoltiamo l'intervista di Lucio Zanato. Benvenuti in un'altra puntata di Percorsi di Vita e di Fede. Con noi questa domenica Padre Guido Bertagna. Benvenuto. Provati. Allora, per chi non conosce Padre Guido Bertagna, chi è, da dove viene e la sua missione? Padre Guido Bertagna è nato 64 anni fa a Chieri, che è una città in provincia di Torino, piccola città, ed è cresciuto in questa città. Poi fa le scuole d'arte, liceo artistico, e allora lì bisogna spostarsi a Torino, quindi si apre sul mondo un po' più grande della città,
della città grande, come la chiamavamo noi ragazzi al tempo. E lì ho fatto appunto la scuola d'arte, poi subito finita la maturità ho trovato lavoro da un restauratore, quindi facevo restauro di opere d'arte, tavole, tele, affreschi, eccetera. Poi nel frattempo mi sono iscritto a Storia dell'Arte all'università e in quegli anni nasce anche il desiderio di una vita per il Signore, insomma, con tutti gli alti e bassi, i passi avanti e i passi indietro che possono accadere in queste ricerche. Così a un certo punto decido di mettermi a fare una ricerca un po' più seria, con l'aiuto anche di alcuni che mi aiutavano, in particolare un padre gesuita che i padri gesuiti sono quelli con cui io sono cresciuto, quindi per me abbastanza naturalmente diventare prete, diventare gesuita era quasi la stessa cosa, almeno in quel periodo. Quindi poi lascio il lavoro, mi dedico all'università, alla fine dell'università il tempo era maturo e sono entrato, era l'86, il millennio scorso. Laureato in? Laureato in storia di lettere moderne con indirizzo artistico, storia dell'arte fondamentalmente. Sì, storia dell'arte in particolare l'arte medievale, ma poi alla fine nel dipartimento di arte gli studenti non eravamo molti, eravamo abbastanza in amicizia. E io poi ho imparato a gustare queste amicizie un po' più avanti, perché i primi quasi 3 anni di università lo facevo lavorando, quindi studiavo la sera, frequentavo le lezioni serali e quelle del sabato mattina. E eravamo quindi direi con questo gruppo di giovani abbastanza in amicizia, per cui quelli che facevano cinema, quelli che facevano teatro, storia dell'arte, c'era un certo travaso di idee, di fermenti, e avevamo anche dei bravi insegnanti, specialmente alcuni li ricordo ancora come persone veramente capaci di farti amare le cose, che è la virtù principale, io credo, di un insegnante. Quindi appunto nell'ottobre del 1986 sono entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù, che era a Genova, dove è tutt'oggi, e poi da lì è l'iter abbastanza classico, biennio di noviziato, poi gli studi filosofici a Padova, periodo di esperienza apostolica in una parrocchia che a quel tempo era affidata ai gesuiti a Grosseto, poi la teologia a Napoli, importante sia per gli studi teologici sia per la vita comunitaria in piccolo gruppo che abbiamo fatto con alcuni compagni, e poi per l'esperienza di lavoro nel carcere minorile di Napoli, che è stata una vera scuola di vita per me. E anche credo che forse le poche cose che ho imparato su cosa vuol dire essere prete le devo ancora oggi a quei ragazzi. Poi il biennio di studi finale a Roma, e poi vengo mandato a Milano, al centro San Fedele, dove c'è un concentrato di attività e di iniziative, tra cui anche un'iniziativa di volontariato carcerario, per cui poi ho iniziato a lavorare, a collaborare con il cappellano di San Vittore, e ho fatto, tra le altre cose, l'aiuto cappellano volontario per quasi 9 anni, prevalentemente nel carcere di San Vittore. Nel frattempo il centro culturale, che è un luogo di dialogo col mondo della cultura a vari livelli e nelle varie sue sfaccettature, ha preso importanza. Anche quello che mi veniva chiesto dai superiori era di essere lì, di lavorare in questo ambito, ed è un lavoro che ovviamente si impara facendolo, a lavorare
così, promuovere incontri, convegni, presentazioni di libri, conferenze a tema, eccetera, eccetera, cineforum, tanti cineforum. Quindi cinema, insomma. Quindi cinema, sì. C'è stato quindi le cose che ho detto prima sullo scambio che avevamo con gli studenti di cinema, noi di quelli di storia dell'arte, mi è venuto poi tutto molto prezioso a distanza di un po' di tempo. Sì, il cinema è una realtà che ha occupato un pezzo di vita e per me è stato sempre comunque in connessione con la passione per l'arte, nella specificità ovviamente che il cinema ha come arte sua, con sue regole, con suoi linguaggi propri. Però rimango sempre dell'idea che ci sono delle cose che, pur appunto rispettando le specificità, sono molto connesse, quindi imparare a vedere un film o imparare ad ascoltare un brano di musica non è molto diverso che imparare ad ascoltare una persona. Cioè c'è sempre bisogno di un ascolto ripetuto, paziente, che non abbia fretta di raggiungere le conclusioni e che si lasci provocare da chi sta ascoltando, insomma, senza avere... Quindi l'odierno di Padre Guido? L'odierno di Padre Guido è essere tornato da qualche anno nelle zone in cui è cresciuto, perché adesso sono in comunità a Torino, cosa che mai avrei pensato di fare, di ritornare nei luoghi dove sono cresciuto. E lì mi occupo un po' di giovani, formazione, colloqui personali, e poi continuo il lavoro di giustizia riparativa che cominciai quasi subito arrivando a Milano, in parte connesso con l'impegno nel carcere di cui facevo cenno prima, insomma solo in parte. In effetti qui ci sarebbe da stare per delle ore solo per vedere alcuni spazi tra appunto la presenza, l'esperienza nel carcere minorile, poi il tema della giustizia riparativa che è, come dire, un tema veramente importante, perché poi, come dire, riavvicinare vittime e autori di reato, è veramente un lavoro, una missione vera e propria. Però io direi rimaniamo invece nello spazio in questo momento della fede e visto che liceo artistico, cinema, storia dell'arte, diamo un accenno come ad esempio proprio la settima arte riesca a, come dire, a raccontare la fede. Beh, ci ha provato fin dall'inizio, perché alla fine dell'Ottocento i primi film sono proprio delle passioni, per esempio, no? Riprendevano con le macchine da presa del tempo le sacre rappresentazioni che si facevano nei luoghi dove erano tradizionalmente già vissute dalla gente del luogo. Una delle più famose, quella della Baviera di Oberammergau, che è una delle passioni più antiche che fu ripresa in cinema. Quindi il cinema si accosta quasi subito alla fede cristiana in particolare e credo che sia davvero interessante il modo con cui il cinema, che è anche un'arte di effetti e di soluzioni nuove dal punto di vista dell'inquadratura, del montaggio, della ripresa sonora, eccetera. È interessante che ci sia stato lungo tutta la storia del cinema, che comunque è una storia relativamente breve, un interesse, un'apertura, una curiosità verso le pagine bibliche, per esempio, il tentativo di rendere in cinema le narrazioni bibliche. E allora è chiaro che quello vuol dire come approcci la narrazione, come approcci il testo, che soluzioni trovi
per rendere i personaggi della narrazione. Per esempio è interessantissimo vedere negli anni e nei decenni come i registi e i direttori della fotografia hanno cercato di dare il senso per la persona di Gesù di Nazareth, come riesci a rendere cinematograficamente, con linguaggio cinematografico, l'eccedenza del mistero della persona di Gesù di Nazareth, no? Appunto, ma nei registi ci vuole fede, altrimenti non ti puoi avvicinare a queste cose, oppure può essere una scelta tecnica, una sceneggiatura e quindi diciamo così, una sorta di canovaccio da seguire. No, io non credo che ci voglia necessariamente la fede, parlo soprattutto di una fede strutturata, tematizzata, eccetera. Direi di no. Credo che la discriminante importante sia quella di prendere molto sul serio le narrazioni e di lasciarsi appunto toccare da un testo, da una testimonianza. Poi naturalmente ci sono dei registi che, pur non essendo loro persone di fede, hanno tenuto conto che quei testi sono stati letti nei secoli da tante persone, uomini e donne, che in quelle pagine hanno trovato il senso della loro vita, la pienezza del senso della loro vita, no? Quindi, però ci sono degli esempi veramente, uno su tutti può essere Pasolini, no? Il quale si è sempre dichiarato non credente, certo non indifferente, no? Però non credente. Certo non però indifferente. Certo non indifferente, anzi tutt'altro, e anzi si è lasciato profondamente toccare dalla pagina biblica, evangelica, e forse ci ha dato, se non il film ancora tutt'oggi più attuale, più ricco di sfumature, tesoro di intuizioni. Ricordiamo il Vangelo secondo Matteo. Il Vangelo secondo Matteo, che peraltro è un film del 64, del 63-64, che direi ha cambiato un po' il modo di accostare la figura di Gesù e il racconto evangelico, per cui ogni film che si faccia sulla persona di Gesù o sulla pagina evangelica è quasi inevitabile avere in Pasolini almeno un termine di confronto. Ma appunto lui è proprio un esempio paradigmatico di come un uomo possa veramente appassionarsi alla persona di Gesù di Nazareth, pur senza accogliere tutto il patrimonio di fede che è legato, no, alla persona di Gesù. Quindi, però quando tu vedi quel film, come dire, qualcosa senti di particolare? Certamente, si sente che c'è una grande intensità e anche credo che nel film lo si vede bene in alcuni passaggi, c'è un vero e proprio processo di identificazione. Quindi possiamo dire che chi traspone la storia di Gesù, ma non solo, nel cinema fa comunque un atto di fede. Fa un atto che lo connette con un mistero di fede. Che lui lo accetti o non lo accetti, che lei lo accetti o non lo accetti, comunque deve in qualche modo misurarsi con appunto, come accennavo prima, quella che mi sembra bene definire l'eccedenza del mistero della persona di Gesù. Adesso invece volevo cambiare pagina perché il tempo scorre e mi piacerebbe avvicinarmi a quell'altra esperienza, quella della giustizia riparativa, che anche lì secondo me ci vuole veramente
fede nel capire, nell'affrontare, nell'accettare un percorso che, diciamo così, logicamente è un po' difficile da accettare, soprattutto poi quando si è subiti cose davvero, davvero. Mi viene in mente il caso Moro, insomma. Lì come ci si è arrivati, come ci si riesce ad arrivare, quanta fede ci vuole, quanto ci si deve affidare? Allora, la fede mi permetto di dire, anche se diverse, forse la maggior parte delle persone che hanno fatto questo cammino e altre anche con cui, perché poi quello è il cammino che, essendo stato consegnato poi anche in un libro, ha avuto un po' più di risonanza, anche perché ci sono storie che hanno toccato un po' tutto il paese, no? Quindi, però ci sono tante storie di cammini di giustizia riparativa che vanno avanti con persone che hanno storie molto meno note e che percorrono strade simili. Però il caso Moro, diciamo, è quello che fa un po' da bandiera, dicendo che si può fare, perché abbiamo seguito poi anche la figlia che ha raccontato la sua storia, che si è affidata a questo percorso, perché alla fine, come dire, la pace interiore arriva anche attraverso il perdono e il confronto. Sì, Agnese Moro è certamente una testimone profonda e credibile del fatto che dalla violenza si può uscire in maniere talvolta impensabili o a un primo pensiero inaccettabili. Quindi invece proprio quello che appare più impensabile o anche più inaccettabile si rivela l'unica strada da percorrere. Questo è un passaggio importantissimo. Ma tutta la nostra fede cristiana, giudaico-cristiana, è fondata sull'impossibile. Cioè, abbiamo appena celebrato i giorni della Pasqua e ricordando il passaggio del mare del popolo di Israele, è esattamente questo. Cioè, non si può entrare nel mare, ed è l'unica strada di salvezza. No? Quindi non si può salvare il mondo entrando nella morte, ed è il modo con cui il Signore accetta di andare fino in fondo. No? Quindi questo mi pare proprio una cifra del percorso. Quindi non si può perdonare il male subito, però è forse l'unica maniera per poi trovare la pace interiore. Qui direi questo, cioè che più che l'espressione, anche non è sbagliata, ma più che perdonare il male, nell'incontro avviene che quel male diventa un volto. E quindi si esce dal cliché o dalla categoria della persona che viene identificata con il male che mi ha fatto. No? Nel momento in cui quella persona lì appunto diventa persona, non diventa più un male, un'entità male, ma diventa un uomo con una storia, e anche con una sua sofferenza, perché poi almeno nel cammino nostro, la scoperta del dolore dell'altro, e penso non esclusivamente, ma in modo veramente importante e decisivo, la scoperta da parte delle persone che erano vittime dei reati di quegli anni, del dolore degli autori di quelle azioni di male, no? Cosa a cui si pensa un po' meno, perché più naturalmente, più anche in parte comprensibilmente associamo il dolore a chi ha subito, dunque alle vittime, alle persone che come spesso viene detto portano una fatica e una specie di reclusione del dolore per tutta la vita, no? Però la scoperta che c'è un dolore che è quello di chi il male l'ha fatto e di chi si rende conto di avere fatto qualcosa di irreparabile,
Questo è stato un passaggio veramente importante per noi, cioè il riconoscimento dell'altra persona anche attraverso la scoperta del suo dolore. Quindi questo è un punto importante, perché non è tanto il male, ma è la storia di quelle persone, l'ascolto di quelle persone, il gruppo di cui si è provato a raccontare per quel che si poteva nel libro dell'incontro. È un gruppo che è vissuto fondamentalmente sull'ascolto gli uni degli altri. Noi, se dovessimo ridurre in una parola quello che abbiamo fatto per 8 anni, è stato quello: ascoltarci. E allora, visto che il tempo scivola via, il tema dell'ascolto è forse quello che salverà questa umanità? Certo, se all'ascolto si unisce il rispetto profondo per la persona che sta parlando, che credo sia a fondamento sia di relazioni umane di qualità e naturalmente anche dell'esperienza di fede. Ma allora, calandolo nella vita di ogni giorno, cosa vuol dire il rispetto di chi sta parlando? L'attenzione o anche la consapevolezza della persona che è davanti? E tutte e due, cioè la consapevolezza viene per esempio dal resistere alla perenne tendenza che tutti abbiamo di chiudere gli altri in un cliché, e le prime parole sembra che siano già quelle decisive, noi sappiamo tutto quello che l'altro ha da dirci, mentre in genere non è così. Quindi guardi, il Talmud nella sua sapienza ha una bellissima espressione e dice che Dio ci ha dato una bocca e 2 orecchi, e questo, secondo l'opinione, l'insegnamento dei maestri, significa che dobbiamo ascoltare il doppio di quello che parliamo, cioè avere questa capacità di metterci in ascolto dell'altro. Che cosa mi sta dicendo l'altro? Nel dirmi questo, quale bisogno manifesta? Quale disagio manifesta? È chiaro che questo non è possibile farlo sempre, non abbiamo sempre la prontezza, non abbiamo sempre la consapevolezza, non abbiamo sempre la tranquillità sufficiente per farlo. Ma come attitudine di fondo, il metterci in ascolto dell'altro, no? È quello che permette di scoprire la persona, lasciando che si riveli per quello che è veramente, non per quello che io penso che lui o lei sia. Grazie per questa riflessione. Grazie a voi, grazie, buona domenica.